E allora famiglia, facciamo un brindisi a questo nuovo e gioioso Natale, a Gesù! E facciamo un brindisi alla nostra famiglia che ogni anno diventa sempre più bella! E facciamo un brindisi all'anno che verrà, che porti tanta felicità! E facciamo un brindisi anche... E facciamo che mangiamo! Inca siamo l'unica famiglia che arriva ubriaca già agli antipasti! Facciamo che mangiamo e poi il prossimo brindisi lo facciamo di pomeriggio, va bene? E facciamo un brindisi ad Anna Andrea che ha avuto una bellissima idea! Amore, mi passi l'acqua! Perché unica, amore, perché unica? Claudio, ti piace la pasta? Sì, mi piace signora, ma perché urlate? Ma perché se non ti piace te la rifacciamo? Signora, io ci sento, signora, ma perché urlate in questa famiglia? Perché Ma noi non stiamo urlando! Ah, non stiamo urlando! Amore, ma è possibile mai che ogni anno a Natale in questa famiglia non riusciamo ad essere più di 5? Amore, lo sai, te l'ho detto 1000 volte. Mia madre è vedova, mio zio è divorziato, mio cugino è brutto. L'ho capito, però fate un poco di vita sociale, fate amicizie, conoscete persone. Amore, ma che dobbiamo fare? Ma non lo so, chiamate un noleggio parenti. Un noleggio parenti! Un noleggio parenti! Guarda, veramente. Amore di mamma, io lo capisco che tu sei un attivista per lo sviluppo sostenibile, però visto che siamo a dicembre, almeno la stufa la possiamo accendere? No. No. E allora dico almeno la luce che fra poco fa buio la possiamo accendere? No. No. Ah papà! Mi dico, visto che abbiamo invitato 60 persone a cena, almeno i bicchieri di plastica li possiamo usare? No! No, sta mia figlia è tutta no! No, perché voi ci state rubando il futuro! E tu mi stai rubando la salute! Tu ci stai rubando la salute! Vada per piatti! No! Amore, l'hai assaggiato questo pane? No, amore, non l'ho assaggiato! Buono, la cosa è divinità! Claudio, le patate le hai assaggiate, buonissime! Non l'ho assaggiato! Se mi date il tempo assaggio tutto! Claudio, le pizze l'hai assaggiata? La pizza che mi Claudio, assaggia il suo panettone artigianale, Claudio! No! Bevi! Bene, allora spizzico la carta, eh! Va bene amore, ma non ti preoccupare, perché anche se perdi la mia è una famiglia sportiva, noi giochiamo per divertirci. Meno male, anche perché ho perso. Sì!